Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia siamo in Veneto, a Follina, in provincia di Treviso. Il paese si trova a 191 metri sul livello del mare e conta circa 4.000 abitanti ripartiti tra il borgo capoluogo e le altre frazioni. Il paese è incorniciato dal verde. Come sempre Borghi d'Italia sarà raccontato dai protagonisti del territorio. Si parte la voce alle immagini. Per noi a Follina è da tener conto, insomma, perché è un paese che vale, perché c'è un comune che è attivo e il nostro parroco con la chiesa è sempre pronto, perché specialmente la domenica c'è tanti visitatori e dopo tutto il resto perché ce n'è dappertutto da curiosare a Follina. Sono nativo proprio di Follina, Follina proprio ormai vecchio, di 75 anni, sì che ormai conosco tutto il paese e anche tutta la gente. C'è tanta storia di Follina, ancora gli anifici vecchi e altre fabbriche che sono chiuse, però una volta era una risorsa per Follina. Il comune di Follina è un comune piccolo, 4.000 abitanti, è un comune qua della Pedemontana, un paese addossato proprio alle Prealpi, bagnato da diversi fiumi e torrenti, per cui è un paese che potremmo definire in qualche maniera d'acque, anzi le acque sono state proprio la fortuna di questo paese, in quanto fin dai primi anni del secondo millennio si sono insediati i Benedettini che hanno fondato una prima comunità qui a Follina, poi sono subentrati i Cistercensi perché poi i Cistercensi hanno dato l'impronta alla basilica, una basilica particolare di tipo romanico-gotico. Dicevo, in un paese d'acque i frati hanno portato l'arte della lavorazione della lana e Follina infatti è vissuto per parecchi secoli attorno a questa attività. Nel Settecento si contavano 5 lanifici grossi e 4 filande a Follina, paese piccolo. Ad un certo punto ci sono state più di 1.200 operai. Tant'è che la Serenissima, ancora a quel tempo, aveva proprio dedicato e dichiarato che Follina era un paese industriale di primo ordine. Ci sono dei palazzi storici importanti, delle grandi famiglie che poi si sono insediate a Follina. È rimasto quasi integro dal punto di vista perlomeno esterno l'anificio Andretta, che il comune lo ha trasformato in casa di riposo, biblioteca, auditorium, sala per esposizioni. Meneghetti ricordava nelle sue memorie, tra l'altro, che alla fine dell'Ottocento sono partite da Follina improvvisamente 1.000 persone per la chiusura di questi grandi lanifici. Il gonfalone del comune mostra 3 aspetti particolari, vale a dire c'è la torre campanaria, la spiritualità, la chiesa. Poi sopra la torre campanaria c'è un tessuto azzurro che potrebbe anche sembrare l'acqua di Follina. E sopra il tessuto ci sono 2 ruote dentate che sono i folloni. Follina si chiama Afollonibus, anche se qualcuno dice che l'origine di Follina non sia quello dei folloni, ma sia quello della dea Forina. Comunque il gonfalone presenta questi 2 aspetti, l'aspetto lavorativo del comune, l'aspetto operaio e sotto l'aspetto spirituale. Il gioiello non solo di Follina ma di tutto il territorio è l'abbazia di Santa Maria. Andiamo a conoscere il parroco.
Noi ci troviamo nel chiostro del monastero e dell'abbazia Santa Maria di Follina. È una fondazione antichissima che ha avuto un momento, diciamo, nella sua storia, un momento particolare all'inizio degli anni 1000 ed erano venuti qui, avevano delle proprietà, i benedettini di San Fermo di Verona, per un motivo che qui era venerata una Madonna. Nel giro di 120 anni è venuta la riforma cistercense e i cistercensi sono arrivati fino qui. La tradizione cistercense ha una frase stupenda: la foresta è il mio monastero. Come avete visto, entrando qui, attorno all'abbazia non ci sono mura. Perché? Perché l'abbazia deve nascere e crescere in mezzo alla creazione. Tutto è bello, ma soprattutto il grande significato di questa frase si trova qui, all'interno del chiostro. Ci sono tutte le cose che ci sono nel paradiso terrestre. Al centro, come vedete, al centro c'è una sorgente, si dice nella Sacra Scrittura. Perché c'è una sorgente? Perché unica solo, perché unico è il Creatore e da lì viene tutta la vita attraverso appunto l'acqua. Da questa sorgente poi si diramano 4 fiumi che sono rappresentati dalle varie colonne e il segno di una vita che ha un'origine unica. Nella foresta i tronchi sono più o meno tutti uguali, la diversità viene invece quando si tratta di le foglie, quando si tratta dei rami, così. E allora abbiamo le colonne che sembrano quasi tutte uguali, i capitelli uno diverso dall'altro perché c'è questa grande diversità. E qui nel chiostro venivano i monaci, si sedevano per fare la lezione divina, perché la nostra vita è sostenuta dall'acqua, chiaro, che scende dal cielo e, come dice appunto il profeta Isaia, che poi feconda la terra e mantiene vita gli uomini, ma sempre in quel passo del profeta Isaia si ricorda anche che la nostra vita spirituale è sostenuta dalla parola di Dio e quindi veniva fatta la lettura. La colonna che ora vedete è l'unica colonna veramente decorata, viene raffigurato in forma stilizzata un gallo, che significa che, come dice il profeta Isaia, fin dal mattino io devo tenere il mio orecchio aperto alla parola di Dio. Una civetta, bisogna star svegli anche di notte per la parola di Dio. Poi c'è la palma, che è il segno del trionfo, e ovviamente la croce. Questo legame dei monaci artisti con la creazione si riflette in tutte le loro espressioni architettoniche, e in modo particolare nella chiesa. Quindi la facciata si presenta proprio come qualcosa di semplicissimo, aperto, però di estremamente accogliente, perché la Chiesa è madre. Ed entrando nella Chiesa, appunto, si trovano le stesse cose che abbiamo trovato nel chiostro, cioè grandi colonne di archi, semiarchi quasi gotici, ma sono tra il romano e il gotico, e lì, soprattutto lì, allora si acquista il grandissimo senso della maternità della Chiesa. Dentro la Chiesa di Follina si sta bene, sembra quasi di ritornare all'utero materno, quindi una situazione dove c'è una grande serenità, grande pace, perché è quello che vogliono far sentire i monaci cistercensi. Tutto ovviamente si è costruito attorno alla Madonna. Dicono che è stata scolpita nel 500 ed è stata scolpita non qua in Italia ma nel Sudan. Nel 600 sono arrivati i musulmani a conquistare l'Egitto e i monaci sono quasi tutti fuggiti portando via libri liturgici e anche statue di devozione. Una nave appunto di queste qui, una cosa strana, che invece di fermarsi nel sud Italia è arrivata nel Golfo di Venezia e i monaci sono sbarcati e sono venuti fino a questa nostra zona qui. Poi sono spariti, sono morti e si è tutto dimenticato, e un giorno intorno agli anni 1000, appunto arando i terreni, hanno trovato questa statua della Madonna. E qui salta fuori un po' le bellezze della nostra pietà popolare, di cui io sono innamorato da sempre anche come professore. Quindi qui hanno tentato di portarla in parrocchie vicine, ma niente da fare. Per 3 volte, ecco, ogni notte la Madonna arrivava in questo luogo qui, dove viene costruito il capitello, dove viene costruito poi tutta la tradizione appunto del monastero. La chiesa è dedicata all'Annunciazione e anche i monaci sono molto devoti, come tutti, appunto all'Incarnazione.
ma non hanno avuto un grande significato esteriore, insomma, come santuario. A un certo punto sono arrivati i camaldolesi nel 1560 più o meno, i quali avevano un legame più grande col popolo. E questo legame col popolo ha fatto sì che l'abbazia di Santa Maria diventasse praticamente il più grande santuario del nord-est. A Follina, in provincia di Treviso, ci sono tanti beni artistici da ammirare, ma anche molti piatti da gustare. Siamo arrivati, buonasera, buonasera. Allora è tutto pronto? Benvenuti all'Osteria dei Mazzeri. Noi siamo un'osteria semplice che si colloca a metà strada tra Valdobbiadene e Vittorio Veneto. Facciamo una cucina semplice del territorio, secondo i piatti di stagione. Da 26 anni siamo presenti in questo territorio, prima aiutati dai nostri genitori e adesso dobbiamo arrangiarci io e mio fratello Mauro. Abbiamo la soppressa nostrana, abbiamo la pasta fagioli, dei funghetti qua delle nostre colline, delle verdure semplicemente messe in agrodolce con l'aceto e lo zucchero, il radicchio di Treviso che lo facciamo in saor con la cipolla marinato, che è un piatto squisito. Lo spiedo è il nostro cavallo di battaglia perché da sempre lo facciamo, lo abbiamo sempre fatto. Ci vogliono dalle 4-5 ore di cottura. Noi generalmente lo facciamo con il pollo, con il coniglio, con le costicine di maiale, con il vitello, volendo si può fare anche con dell'anatra. Quando è la stagione pasquale i capretti allo spiedo sono eccezionali, fatti solo capretto allo spiedo con la polentina e le patatine arroste. È una tradizione da sempre, qui ogni casa la domenica era di tradizione lo spiedo. Abbinato allo spiedo si sposano bene i funghi delle nostre colline o delle montagne, dei porcini, abbiamo i chiodini, tanti tipi di finfeli e delle erbe di campo. Poi il Prosecco è il principe dei vini e allora quello è il nostro vino per eccellenza, però non dimentichiamo dei rossi che fanno parte di questo territorio. Andiamo a scoprire alcune iniziative di Follina proposte nel corso dell'anno, ma anche altre manifestazioni del territorio. Follina raccoglie una serie di iniziative di carattere culturale e anche eventi enogastronomici che sono presenti in tutto il corso dell'anno. Tra i più importanti abbiamo il 5 di gennaio con l'evento dedicato al pane e vin. Questi particolari fuochi che stanno a segnare anche il passaggio da un anno all'altro. Questi fuochi avevano un significato sia di carattere religioso sia di carattere popolare legato alla tradizione, quindi di scacciare proprio il cattivo anno e di augurare un buon anno anche per la raccolta e i frutti della terra. Tutto il comune di Follina abbiamo diverse iniziative sia di carattere sportivo che culturale, tra cui anche eventi di musica da camera, musica classica, in modo particolare un nostro frequente visitatore Uto Ughi che in abbazia ci concede sempre uno spettacolo. E infine anche l'enogastronomia per noi è un fiore all'occhiello perché siamo nelle terre del Prosecco, superiore di OCG. Da fine febbraio fino a giugno si susseguono queste rassegne di mostre in tutto il territorio dove è possibile degustare il Prosecco di OCG, i vini anche minori presenti nel territorio come il Verdiso di Combay piuttosto che il Refrontolo Passito, detto un tempo Marzemino, e anche incontrare delle persone preparate come dei sommelier che
possono quindi spiegare anche il prodotto e farlo degustare nel migliore dei modi. Un'altra rassegna autunnale che parte in realtà da fine agosto e termina il 2 di dicembre è la rassegna denominata Delizie d'autunno. Abbiamo anche lo spiedo gigante, ad esempio, della vicina Pieve di Soliga, piuttosto che le castagne di Follina o di Tarzo. Queste due iniziative, Delizie d'autunno e Primavera e Prosecco, sono due rassegne che fanno parte dei cosiddetti 4 assi che l'UMPLI della provincia di Treviso, in collaborazione con la provincia di Treviso, ha promosso in tutta la provincia, in collaborazione quindi con la Kermesse dedicata al radicchio di Treviso e ai germogli di primavera con le erbe spontanee e gli asparagi. La presenza di molta acqua ha permesso l'insediamento a Follina di molti lanifici. Andiamo a conoscerne uno storico. Lanificio Paoletti, fondato nel 1795 dai miei antenati, adesso siamo alla 7ª generazione, è un antico lanificio che viene fondato appunto in un contesto dove la lavorazione della lana e dei panni lana era molto evoluta. Follina appunto conosceva la lavorazione della lana grazie alla presenza d'acqua, alla presenza di pascoli, alla presenza di pecore fin dal XII secolo. Il lanificio si evolve nel corso del tempo, comincia la sua storia da piccolo laboratorio per poi ingrandirsi sempre di più nella specializzazione in antichità dei panni lana, che era appunto il prodotto tipico del follinese della zona, che era il tessuto che veniva utilizzato per il vestito di tutti, diciamo, della gente comune. Ora lavoriamo appunto con le più famose case di moda sia in Italia che all'estero. Con il cliente abbiamo un rapporto di collaborazione stretta, proprio perché la moda in questo momento vive di questo tipo di connubio tra artigianalità e creatività, per cui lo stilista ha bisogno del produttore di tessuti, dell'artigiano del tessuto, per dare una forte caratterizzazione poi al capo che andrà a fare. Siamo io, mio padre, mio fratello e mio zio. Io seguo la parte, con mio fratello, la parte commerciale, sia Italia che estero, per cui siamo delle specie di globetrotter con la valigia del campionario in giro per il mondo. Mio padre segue più la parte produttiva e soprattutto, la cosa importante, la scelta delle materie prime. Ci vogliono appunto delle mani esperte. Io mi ricordo quando ero piccolo, mio nonno che prendeva in mano la lana e la toccava, la ritoccava, cominciava ad accendere il fiocco con l'accendino, ne sentiva l'odore, è tutta una questione di sensazioni poi che ti permette di capire se la lana è buona, non ha impurità e può essere lavorata in un certo modo. Follina per me è un forte legame con il passato, ma è il mio presente, il paese dove sono nato, e sono legato sia
per il fatto appunto di esserci nato, ma ho avuto la possibilità di andare anche a lavorare all'estero, a Londra, e da lì, quando sei fuori casa, ti rendi conto che lo apprezzi ancora di più, lo apprezzi quello che è la sua locazione, la gente, gli amici, le relazioni comunque molto forti che ci sono anche tra vecchi e giovani. Quando sono ritornato a lavorare con mio padre in azienda, ho riscoperto proprio tutto questo mondo delle forti connessioni che ci sono tra persone giovani e anziane. Lo stesso lavoro che veniva fatto qui in azienda veniva insegnato di generazione in generazione dai padri e figli. La signora che lavorava al rammendo insegnava alla figlia, che a sua volta insegnava a sua figlia, per cui c'era un interscambio veramente tra generazioni. E ancora quando sento parlare gli ex operai, i pensionati, amici di mio padre, amici nostri, perché poi ci si incontra in paese, in osteria, eccetera, eccetera, e sento che c'è ancora in loro il legame forte con il lanificio, ti chiedono come va quel tipo di macchina, ti dicono se quel telaio ha ancora quel tipo di problema, si informano su come va il mercato e questo e quest'altro. Per loro il lanificio è stato, diciamo, comunque la vita, perché magari ci hanno lavorato per 40 anni e comunque hanno sentito forte anche un certo tipo di aggregazione sociale. Fascino con il passato è una cosa che ci lega a noi tutti follinesi, effettivamente. Io vedo anche nei giovani che c'è molto rispetto proprio per tutte quelle che erano le tradizioni e c'è una conservazione di tradizioni che è molto importante. E adesso vi faccio sentire un passo di Giovanni Comisso, il cantore della terra veneta, uno dei maggiori scrittori del nostro Novecento. È una sintesi mirabile di questa terra, della Valsana e di Follina in particolare. È una valle armoniosa, i vini, il burro, il miele, la cacciagione, i funghi allietano la vita quanto il paesaggio. Non si riceve da questa terra senso di impazienza per uscire verso i miraggi offerti lontano. Il miraggio è in essa, quasi un incantamento per il quale non si vuol sapere di attrattivi altrove. Ci si compiace di non partire più, prende il gusto stesso della clausura, sostenuta dalla fede. E tutta la terra è un commento di gente pacata, laboriosa, industriosa e serena. Qua a Fuina, Follina, hanno altri, che tante belle robe, come case vecchie, che nel centro storico c'è la chiesa nostra qua, che è del 1268, che la strada Vino Bianco,
al Prosecco qua c'è feste delle castagne, feste, tanti spiedi, perché qua fa le feste con i spiedi, e tutta la gente a domenica corre molto a Foligna perché c'è tanto da vedere, e così anche se c'è altra gente che può venire, si viene e ci trova bene, perché Foligna è proprio un centro che merita. Il paese va assolutamente visitato, noi ci rivediamo puntuali la prossima settimana, vi invitiamo a visitare il nostro sito per scoprire tutti gli itinerari. Viva la provincia di Treviso, viva Follina e ciao!